Eder, Mech, Pallister. Adesso stanno cercando di fare cose che io ho detto 2 anni fa. Subito, appena lei trovata, quando è venuto fuori l'ipotesi del suicidio, l'hanno voluta per forza di cose suicidare, perché era la cosa più semplice da fare. Se non eravate tutti voi, io l'ho già detto, vi benedico, perché questo caso sarebbe già strachiuso. Se non veniva fuori tutto questo ambaradà mediatico, il caso di Liliana Resinovic oggi non ne parlava più nessuno. Il corpo di Liliana potrebbe essere stato conservato, e se sì, in che modo? Allora io vi dirò che obiettivamente parlando, mi intendo anche di celle frigorifere, perché per mia esperienza purtroppo ho fatto un po' di tutto, anche il commesso, e avevo un amico carissimo macellaio che aveva una cella che, come è stato detto, teneva dentro, avrà avuto 3 metri per 2, ma se uno vuota il frigorifero di casa, oggi come oggi, un frigorifero di casa vuotato completamente, posato per terra in maniera orizzontale, con Liliana dentro, se la mantiene per 20 giorni. Liliana era nella posizione in cui è stata trovata, è rimasta tale quale in frigorifero, forse anche già con i sacchetti addosso. Questa è una congettura. Io considero che in un frigorifero di casa, quelli nuovi, belli, alti, Liliana così com'era avrà avuto 1 metro poco più di altezza, perché era rannicchiata, forse perfino meno, a misurarla come stava, per mezzo metro sta in un frigo normale di casa, vuotato di tutto. Il corpo deve essere stato tenuto da 0 a 2 gradi. Sotto 0 si congela. Non ho parlato di congelamento, guai. No. Si deve rimanere freddo, ma non ghiacciato. Chi l'ha portata qua, secondo voi, visto che da sola non è venuta, la stessa persona l'hanno tenuta lì? Le indagini devono appurare dove è rimasta Liliana per 20 giorni. Il corpo può essere stato portato qua addirittura poche ore prima del ritrovamento, cioè la notte tra il 4 e il 5. Altrimenti non trovavano sopra del corpo di Liliana 4 formiche, ma 4.000. E le avrebbero trovate i cinghiali che qua in quel momento pullulavano. Adesso non è escluso che proprio per l'andarivieni che è stato fatto in questo luogo da 2 anni in qua, i cinghiali sono scomparsi. Ma poche settimane dopo il ritrovamento, io che ero qua, ho visto sia gli escrementi dei cinghiali che gli scavi che fanno con le zanne per andare a cercare le radici, per cui qua era pieno di cinghiali. Qual è la teoria di Claudio Sterpin? Ma la posso anche dire, però è una teoria che diciamo, si potrebbe chiamarla il segreto di Pulcinella, perché se le indagini devono essere rifatte da altre persone, non dalle stesse, se no commettono gli stessi sbagli. Non è stato indagato per filo e per segno di tutti noi. Io mi metto dentro tranquillissimamente. Cosa abbiamo fatto quel giorno? Il famoso alibi perfetto che sbandierava Sebastiano 2 giorni dopo è pieno di buchi. Dalle 9 a mezzogiorno sarebbe bello, cioè di cose, incongruenze che lui non sa spiegare. Dov'era le 3 ore dalle 9 a mezzogiorno del 14, per esempio? Non è stata rilevata solamente che per il suo laboratorio, ma non a casa, i consumi dell'elettricità. Non è stato rilevato se veramente la mattina, dalle ore alle ore, la lavatrice ha lavorato. Lui dice che ha trovato la luce accesa quando è tornato, perché ha tentato forse di dire che con le chiavi che qualcuno ha trovato nella borsetta di Liliana ha tentato di andare in casa. Ma vi rendete conto? Cioè, non è stato approfondito, tutte queste cose non sono state approfondite. Cioè, bisogna rifare le indagini da zero, secondo me. Non sono state fatte per niente. Hanno litigato sia il giorno prima, lui dice, e poi la mattina, e probabilmente il famoso pianto che è uscito da pochi giorni da parte di Sebastiano è stato causato dal litigio che è stato fatto probabilmente tutta la notte. Lei avrà passato una notte d'inferno, purtroppo per lei, l'ultima notte della sua vita. Altro che idillio, fiorellini, campanellini, l'ha salutato dalla finestra. Cioè, Sebastiano ha detto un sacco di cose che non sono vere. Qualcuno deve rendersene conto? Su questo canale ce ne siamo sicuramente resi conto dal primo secondo. Deve essere successo per forza un qualcosa. Lei è stata
si perdono le tracce in piazzale Gioberti, ore 9 circa. Da quel momento di Liliana non c'è più traccia, lei doveva scendere con l'autobus alla Wind, dove non è mai arrivata. Questo vuol dire che qualcuno, un conoscente, una persona che lei conosceva bene, si è avvicinato con la macchina, l'ha fatta salire o con una scusa o con la forza, come che vogliamo, e se l'è portata via. Liliana è sparita alle 9 di mattina del 14 dicembre. Non è escluso che pochi minuti dopo possa essere morta. L'orologio di Liliana si fermerà alle 9:17. Quella è l'ora della morte per me, da sempre lo sto dicendo. Liliana era piena di lividi sul viso, non l'hanno voluta far vedere. Guardatevi le foto, sono là, nel faldone. Cioè il faldone ormai ce l'ha mezza Italia, potete vedere le foto del viso di Liliana. E hanno detto che non era stata toccata. Dai, allora, è come se uno se le procura sbattendo contro tutti gli alberi di questo boschetto, hanno detto, ma vi rendete conto? È stato detto che lei probabilmente, venendo a suicidarsi, così inavvertitamente avrà sbattuto, era mattina, non so come, adesso cioè era un'ora chiara, non è che è venuta qui a mezzanotte. Liliana è morta il 14 dicembre, l'hanno tenuta in qualche maniera refrigerata. È uscito, ve lo dico, è uscito che se lei non veniva trovata tutti i diritti scivolavano di 10 anni per fare la divisione delle sue cose. Da dove è stata trovata lei, 5 metri più avanti, e qui siamo a 20 metri noi, anche meno, 5 metri più avanti, se volevano farla scomparire, le davano un calcio, mandavano il fagotto giù per la scalpata, non la trovava mai più nessuno, perché è una zona impervia e scoscesa, dove ci saranno stati allora solo cinghiali e topi. Invece lei doveva essere trovata, questa è la verità. Il suicidio è stato sposato dalla procura da subito. Lei era suicidata, punto e basta. Infatti tutto verte sul suicidio. Lei la mattina si è presa i suoi sacchetti bianchi, neri, bottigliette ed è venuta qui a suicidarsi. E la trovano 20 giorni dopo. Sebastiano vi seguiva? Beh, di questo sono quasi sicuro, ma non seguiva me, ma lei. E siccome lei era in macchina con me, chiaramente io l'ho visto una sola volta. Ma ho notizie da parte del fratello e di altri che lui, amiche di Liliana eccetera, che lui capitava spessissimo così, facendo finta di essere di passaggio di là, nei posti dove lei si trovava con le amiche appunto eccetera. Ce ne sono dei aneddoti in giro, a me non penso che mi abbia seguito Sebastiano, ma Liliana sì. Il loro idillio era finito tanti anni prima, almeno 5 o più, non discuto sul prima, ma tutto quello che lui ha potuto far vedere di bello, di loro, è vecchio di anni. Nell'ultimo anno Liliana era decisa a venire, o negli ultimi 4 mesi diciamo, non nell'ultimo anno, era decisa a venire da me quando io le ho fatto la proposta, l'ha abbracciata subito, per dire lei veniva da me il giorno 17 o 18 dicembre. Ha regalato tutto, anche la bicicletta di Liliana, la fotocamera di Liliana, ha regalato tutto. Liliana, secondo me, lui sapeva che non tornava più a casa. Lui stava regalando 2 giorni dopo tutte le sue cose e si è suicidata, lo ha detto. E infatti la procura ha abbracciato la sua tesi del suicidio e ancora 1 anno e mezzo dopo ha voluto farci credere che si è suicidata. Quando hanno presentato la domanda di archiviazione era per suicidio, ma è una palla tremenda il suicidio. Parliamo di soffitte e cantine, come mai non l'hai detto prima? Ma perché prima non aveva importanza, noi ci trovavamo e basta, indifferente come e dove. Che importanza ha se anziché a casa mia o in bar ci troviamo in una cantina o soffitta? Era semplicemente una cantina e una soffitta, era semplicemente la comodità di essere non fuori dalla vista da chi che sia, quelle 2 ore che ci trovavamo la mattina, e succedeva i primi mesi dell'anno, prima che andassero in ferie. Dopodiché io non ho detto niente perché devo precisare, di quella soffitta e cantina, una e una, io dopo agosto non avevo più le chiavi, non avevamo più accesso. Allora a dicembre che importanza ha dire dove noi ci trovavamo in febbraio? Cavolo!
Ma è banale, ma logico. Quando Liliana è sparita tu non ti sei preoccupato quasi per niente, come mai? È nel mio carattere, io non ho mai creduto che fosse successo qualcosa a Liliana. Sono arrivati questi vicini, chi così, chi colà, e come, perché, e cosa. Cioè io non perdonerò mai a queste persone il fatto che non mi hanno detto che Liliana era scomparsa. Sarebbe cambiato tutto, perché sarei andato immediatamente alla polizia a dire guardate, Liliana è scomparsa e vediamo di capire come, dove, perché. Loro non mi hanno detto mai che Liliana era scomparsa. Loro non ti avranno detto che Liliana era scomparsa, ma tu gli occhi ce li hai e quindi avresti dovuto vedere che Liliana non era lì, pertanto che era scomparsa. Cioè mi hanno quasi obbligato ad andare in questura a fare una denuncia di scomparsa. Ma ti hanno obbligato la sera, quando volevi accorgerti che era scomparsa, 3 giorni dopo? Io ti dico, eravamo amici, viaggi, cene, tutto quello che vuoi, e arrivano a casa mia con uno stratagemma poi, perché scrivono loro scrivono: Liliana, mi pare alle 5:30 del pomeriggio, ho un regalo per te. Io prendo il telefono perché ho visto che era il telefono di Liliana lì, e chiamo Gabriela, gli dico: guarda, Liliana non è ancora a casa. Ah, veniamo giù, mi fa. E sono venuti giù, ho visto che Gabriella aveva gli occhi rossi, un po'. Forse mi stavano studiando. Quindi Sebastiano tu seguivi Claudio e Liliana? Assolutamente no, sono parole sue. Cosa vuoi? Guarda, io quasi mi offendo di queste parole, perché dico la verità, io di Claudio non lo sapeva nessuno. Nessuno sapeva della storia di Claudio, sono cose che sa lui. È vero che nei primi giorni parlasti subito di suicidio? Ah no, assolutamente no, assolutamente. Lei magari ha ritenuto opportuno andarsene, ecco, non so perché. A proposito del suicidio Lo dicono tutti chi? lo dicono Cosa? gli amici. Sono sempre loro che No, dicono lo le dicono- cose. Dai, abbi pazienza, cerca di capire la lo dicono verità. gli amici. Ma gli amici cosa? Perché dopo soli 2 Ma giorni dai, lei assolutamente, è andato per favore, a casa di dai, questi amici cerchiamo a dire che Liliana si era di suicidata. finire Ma questa. non solo, signor Visentini, lei è andato quel giorno, il 16 dicembre, quindi solo dopo 2 giorni che Liliana era scomparsa, per cui ancora non era stata ritrovata cadavere, e ha portato degli effetti personalissimi di sua moglie. Ha portato la macchina fotografica per l'amico della Carnia, tant'è che gli amici si sono stupiti, hanno detto: ma come mai stai dando gli effetti, le cose più care di Liliana, non sapendo ancora che fine Liliana abbia fatto? Ha dato un cuore che Liliana aveva sul comodino, ha dato i famosi topolini con i quali voi usavate salutarvi, insomma, quindi cose molto care a sua moglie. Quindi chiaramente questo ha insospettito anche un attimino i suoi amici, perché lei da una parte dice: io non ho mai controllato per rispettare le cose di mia moglie, avevo rispetto dei suoi effetti personali, e poi invece se ne disfa, ha regalato anche la sua bicicletta agli amici di Gorizia, giusto? Quando sua moglie non era ancora stata rinvenuta, cadavere. Dov'è questa bicicletta che avrò regalato? Lei l'ha regalata, la bicicletta di Liliana, degli amici di Gorizia, giusto? Assolutamente no. Non ha regalato i topolini agli amici. Questo è un altro discorso. Questo è un altro, ma parliamo della Ha regalato una bicicletta, macchina è fotografica. un'invenzione assoluta, perché io ce le ho tutte in casa, è venuto anche delle troupe a vedere se c'erano queste 3 biciclette. E che mi dici di quel telefono regalato alla youtuber? Guarda, è assolutamente falso, che mi dica chi è questa youtuber, bisogna portare le prove. Sebastiano mi ha regalato questo telefono che utilizzo per fare i video. Secondo me tutta sta storia di Sterpin, tutta sta roba qua, è una cosa inventata assolutamente. Non esiste la storia d'amore di questo signore. Come mai tutta Trieste fa false dichiarazioni contro di te? Questo lo scopriremo quando sarà il momento. Io non dico cose, già mi sono beccato una querela da Sterpin perché gli ho detto che è matto. Abbi pazienza. Cioè, io non posso rispondere a queste persone qua. Aspettiamo. Intanto cosa ci dirà gli esami che verranno fatti. Tu ti sei già preso la pensione di Liliana e qualcosa che c'era in banca. La realtà delle cose, io a un certo punto ho avuto la libertà di
di prendere una parte, quella parte che mi aspetta di quello che era in banca e la pensione deve ricominciare. Cioè questo, cosa significa questo? Che io ho fatto del male. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.